Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Aspetta un attimo, che sta venendo abbastanza bene. Ci siamo quasi. Sto preparando una rassegna stampa in salsa gay. Oh, sì. Aspetta, ancora un po' di peperoncino. Sì, le emorroidi non importa. Che buona la mia rassegna stampa quest'oggi, ragazzi. Guarda, me la sto pregustando. Ho l'acquolina in bocca. Gentili ascoltatori, cari ascoltatrici, buongiorno. Buon risveglio in salsa gay. Buon risveglio a gay, lesbiche, transessuali, pansessuali, omosessuali o chi del proprio sesso non gliene importa un fico secco. Buongiorno da Sammy Varin. Spaccio il mio spettacolin mattutino dalle 7:30 alle 9:30. È una rassegna stampa, sì, però cerchiamo di sdrammatizzare il momento, perché i titoli che sto per leggervi ci porteranno a un momento che uno dice no. Avete capito che c'entra il gay? C'entra il gay, sì, ma bisogna capire perché c'entra il gay, perché chi dice che c'entra perché è gay, chi dice che c'entra per altri motivi, ma comunque magari ancora i gay c'entrano ancora. Santa polenta. Buongiorno Eri, buongiorno da Sammy Varin, buongiorno a Davide che sta provando, mamma mia che faccia, la salsa gay non gli piace, non importa. Tra pochissimo leggeremo i quotidiani oggi in edicola e leggeremo anche gli approfondimenti, ma soprattutto leggeremo i vostri dubbi, le vostre incertezze, vi tasterò il polso, certo, a voi ascoltatori e ascoltatrici, per capire qual è il vostro umore odierno, che cosa si muove sui quotidiani e tutto intorno, dove va la buona politica con la B e con la P, come attraverso il numero di telefono. Certo, dopo le 9 apriremo le linee allo 0292 94 7222, che è il nostro numero ufficiale, come ai vecchi tempi, ma c'è il numero per i WhatsApp e questo lo potete usare già adesso, cari ascoltatori. Se vi piace la salsa gay, ditemi sì, va bene, un po' troppo peperoncino, un po' più di zucchero. 340 6709 659 340 6709 659. Io tra una notizia e l'altra leggo i vostri WhatsApp di voi che state andando in ufficio, si sta spargendo la voce, è pazzesca sta roba, peggio dell'argomento di quest'oggi. Tutti quanti vanno in ufficio, cercano Radio Libertà in auto nella banda DAB dell'autoradio, oppure ancora più facile, scaricano l'app sul cellulare e collegano il telefonino all'autoradio. Non ditemi che non siete capaci, dai. Se siete a casa, niente di più semplice, accendete il televisore, il canale è il 252, in tutta Italia, ditelo a parenti e amici ovunque, si vede e si sente Radio Libertà. Si vede se il vostro TV è collegato ad internet, si sente comunque con la scritta Radio Libertà. Adesso volevo mettere al posto dell'adesivo di Radio Libertà il faccione di Sammy Varin. No, perdiamo ascolto. Va bene. Ci si può tranquillamente ascoltare anche su Facebook e su YouTube, cercando Radio Libertà o naturalmente cercando Lega Salvini Premier. E qui un saluto a Sammy Varin, tessera RIA del 1987. C'è da aggiungere altro? Direi di no. E allora, signori, tacca banda, mettiamo sul valzer e sentiamo che cosa dicono quest'oggi i quotidiani oggi in edicola. Partendo dal Corriere della Sera.
Manovra, misure e tensioni, titola il Corriere della Sera. Ma questo non è il mio valzer, vedi, mi hanno imbrogliato anche, c'è la pubblicità pure nel valzer. Eccolo che arriva. Il Corriere della Sera quest'oggi è roba buona, è roba assolutamente di qualità. Aspetta che guardo se mi parte davvero, parte, eccolo qua, ne sono certo. Prima andava, eccolo qua. Stavo dicendo, il Corriere della Sera quest'oggi apre con il titolo principale, sicuramente sulla manovra, misure e tensioni. Tetto alle detrazioni, le pensioni minime salgono di 3 euro al mese, sentite anche la base triste, no? 3 euro al mese, che sembrano pochi in effetti sti soldini, 3 euro al mese, sei un barbone, sei uno straccione, ma moltiplicatelo per quanti mesi ci sono in un anno. Quanti mesi ci sono in un anno? 20, 30, 40, ce ne sono tantissimi di mesi in un anno, per cui cominciano a essere tanti, 3 euro al mese in più per le pensioni minime. Per le opposizioni è elemosina, è chiaro, questi dicono ma sì, potevate aggiungerne ancora, ma vedete quanti mesi ci sono in un anno. Manovra, misure e tensioni, il Colle firma la legge alla Camera, i medici scioperano, ma tant'è, è normale, ma il bello deve ancora venire per i medici, non si può avere tutto subito, taglio di 5.600 professori e anche su questo fronte abbiate pazienza. La legge di bilancio sbarca in Parlamento dopo la firma di Mattarella, le pensioni minime aumentate di 3 euro, l'opposizione va all'attacco, un'elemosina, taglia i professori, la protesta dei medici. Ma sul Corriere, come su gran parte degli altri quotidiani, il titolo principale è quello che riguarda la cultura, la famosa salsa gay di cui parlava Sammy Varin. Cultura, nuove dimissioni, ora lascia Spano. E il ministro Giuli dice clima di mostrificazione. Signori, ne ha parlato ieri il nostro Giulio Cainarca, è proprio vero. Per una trasmissione non ancora andata in onda arrivano le dimissioni. Per una trasmissione che ancora non esiste. E lì capite veramente, uno dice ma non è possibile questa cosa, cioè dove siamo andati a finire? Una trasmissione non ancora andata in onda scatena le dimissioni, a livello anche importante. State già, Walter, cioè, qui c'è già gente che commenta la salsa gay, mi dà dei consigli sulla salsa. Non accetto consigli sulla salsa gay, sappiatelo. Se l'apprezzate, l'apprezzate così com'è. Non voglio ulteriori situazioni che poi dopo dicano no, l'hai fatta troppo peperoncinata, poco peperoncinata. Non scherziamo assolutamente. Sì, sto riprendendo, stavo cercando la base esatta perché quella che andava proprio mi sembrava un attimino moscia. Vediamo se questa è un po' meglio, forse questa è un pochino più potente. Intanto, eccola là, vedi che ti dicevo, questa è un attimino meglio, un po' più allegra, spensierata, eccetera. Il Corriere quindi dà importanza alla salsa gay proprio in alto a destra, mentre Goffredo Buccini, il suo editoriale, si intitola Realtà e bandierine. I migranti come arma impropria. È un editoriale un po' complicato, io non sono così acculturato, però ve ne leggo qualche frase. Diciamocelo, se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Di cosa sta parlando il Buccini? Dei migranti. Sono la più formidabile arma di distrazione di massa che la politica d'ogni colore abbia usato nel XXI secolo. Abbiamo problemi di cassa o di credibilità? Riforme necessarie eppure impossibili? Promesse elettorali scolpite nel marmo e tuttavia irrealizzabili? Clic, basta accendere la luce sugli stranieri che premono alle frontiere e il dibattito si sposterà altrove, senza scomodare le fole di Trump sugli haitiani che mangiano cani e gatti miau a Springfield o le menzogne con cui i Brexiteer convinsero gli inglesi a uscire dall'Unione. Restiamo ai casi nostrani. E qua mi fermo, però avete capito tutto quanto. I migranti alla fine, sì, perché
lo direbbe qualunque leghista celodurista, semplicemente siamo invasi. E i ben pensanti del Corriere non se ne sono accorti e ce li abbiamo da tutte le parti e non riusciamo a dargli lavoro perché a quanto pare non sanno fare i lavori. Mica tutti sono pizzaioli. Quando sono finiti i pizzaioli, cosa li mettiamo a fare questi migranti? Per cui il problema persiste. Certo, è lì che ti guarda. Ogni volta che ti giri, il migrante è lì che ciabatta. Manovra, sanità tradita, titola quotidiano Repubblica. E poi cultura lascia anche Spano, ma è scontro dentro Fratelli d'Italia. In centropagina su Repubblica la notizia dall'estero che ha dato ieri il nostro Antonino Danna, attentato al campus aerospaziale di Ankara. Poi sulla Stampa, sanità e pensioni, beffa manovra. Non si può, beffa manovra. Va bene, beffa manovra, d'accordo, dopo ci vediamo. Il resto del Carlino, cultura, lascia il braccio destro di Giuli. Diciamo anche il sottotitolo, dopo il caso San Giuliano si dimette anche Spano, criticato per il ruolo del marito al Maxi. Marito, ok? Marito, quindi veramente una salsa boccia con versione gay che però piace tantissimo, ragazzi. E quando questo Ranucci ieri l'ho annunciato, eravamo tutti eccitatissimi, davvero, ma come ha fatto questo Ranucci? Certo, io avrei aspettato almeno che andasse in onda questa cosettina qua per dimettermi. Il fatto che si dimetta subito, uno dice, cavolo, ma allora devo proprio vedere questa trasmissione del Ranucci? Punto di domanda. Tacciamo di infinite cose, certo, e poi prima o poi ce la guardiamo, quando c'è sabato, domenica, ce la guarderemo, d'accordo. Ancora quotidiani, signori. Siamo sul Fatto Quotidiano, è arrivata la stangata. Sanità e scuola in rivolta. Manovra, pochi soldi alla salute, medici in sciopero e 5.600 docenti in meno. Anche sul Messaggero, cuneo e detrazioni, si cambia. Benefici in busta paga fino a 1.000 euro, ma la base di calcolo sarà il reddito complessivo. Tetti agli sconti fiscali da 75.000 euro, salvi mutui e spese sanitarie, sciopero dei medici. In apertura del Messaggero, anche qui la cultura senza pace lascia il capo gabinetto di Giuli. Spano si dimette per il contratto a suo marito. In centropagina, attacco a un'industria aerospaziale, presi in ostaggio alcuni dipendenti, poi il blitz delle forze speciali, terrore ad Ankara, 5 morti. E qui naturalmente il sospetto è che sia una mossa del PKK per sabotare la grazia a Öcalan, ma comunque il vero sospetto è che sia un bel messaggione per il capo attuale della Turchia, Erdogan. L'editoriale sul quotidiano Il Messaggero con i veri costi della missione in Albania. Luca Ricolfi. Nei giorni infuocati dei trasferimenti di migranti in Albania mi domandavo, ma come la pensano gli italiani? La maggioranza degli elettori sta con Giorgia Meloni o condivide invece le severe critiche dell'opposizione? L'operazione Albania sta spostando consensi elettorali verso destra o verso sinistra? Ragazzi, bella domanda di Luca Ricolfi. Se volete potete rispondermi in questo momento inviando i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Questa operazione missione in Albania vi piace o non vi piace?
È davvero un segnale, come dire ai migranti che vogliono arrivare qua: no, 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 non è così semplice la cosa, non è che arrivate qua gli scafisti comandano, gli scafisti non comandano, oppure una perdita di tempo e soprattutto di soldi. Inviate il vostro WhatsApp al 340 6709 659, mentre noi cambiamo quotidiano e andiamo ad esempio sul quotidiano La Verità. Altro scandalo al Dicastero della Cultura dopo il caso Boccia. Incarichi al compagno gay, si è dimesso l'uomo di Giuli. E qui si vuole davvero, insomma, puntare sul fatto che questo compagno, già solo il fatto di dire compagno, uno dice, ma si parla di roba di governo, quindi non sono compagni, ma era gay. Il fatto che sia gay è importante, ci chiediamo noi. Apriamo meglio il quotidiano La Verità. Saltaspano, imposto come capo di gabinetto 10 giorni fa, contro ogni buon senso e senza spiegazioni, e i Provite Famiglia erano incacchiati neri, dal neo ministro. Avrebbe mischiato soldi pubblici e affari privati, come nel 2017, una figuraccia che si poteva evitare. L'editoriale di Maurizio Belpietro. Chissà se le dimissioni del nuovo capo di gabinetto dei beni culturali fanno parte del cambiamento di paradigma della quarta rivoluzione epocale o se si tratta di una ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale dal rischio duplice e speculare. Stavo dicendo, va Belpietro è impazzito, poi ho ricordato quello che Giulia ha detto l'altra settimana, scherzando, prendendo in giro gli amici di sinistra. Non l'ho ancora capito questa cosa, E comunque, signori, Belpietro da leggere. Ora i giudici decidono anche che cosa vediamo in TV. Attenzione, questo è il potere, comunque, è il potere della televisione. No, perché anche questa cosa non è ancora andata in onda. Come la trasmissione Report del Ranucci non è ancora andata in onda e si è dovuto dimettere, anche in questo caso la fiction su Avetrana non è ancora partita, doveva partire nei prossimi giorni, è stata bloccata la serie sul delitto di Avetrana perché il sindaco si è lamentato, diffama il paese. E anche qui quest'oggi ne abbiamo di sproloqui di tutti i tipi, che però insomma sono quasi tutti del parere dicendo vabbè, quante menate ragazzi, cioè la strage di Erba, che cosa dovevano fare i poveri erbesi. Io poi ho anche per un po' di tempo abitato a Lambrugo, che è ancora peggio, no? Di Erba. Lambrugo, Lambro e Bruco. Ma cosa fa uno? Si ammazza se abita in un paese strano del genere? Chiaro che quello che è avvenuto ad Avetrana metteva in risalto, certo, un po' di stranezze tra questi cittadini che sembrava proteggersi l'un con l'altro, e ma non sono mica tutti scemi, assolutamente. Poi ogni regista la mette giù in maniera diversa. Niente, per vedere la fiction su Avetrana dovrete andare in Svizzera, all'estero si potrà vedere. E un pochettino adesso ci abbiamo quel pruritino, dice ma io quasi quasi mi passo un weekend all'estero per vedere la fiction su Avetrana. Ecco come cambiano le detrazioni sulla casa. Licenziato il testo della manovra, siamo sempre sul quotidiano La Verità, la rimodulazione rende utopistico l'approdo alle abitazioni green. In poche parole, ragazzi, lasciate stare il capotto. Più soldi per la famiglia e la maternità. Aumenta il fondo sanitario, però senza coperture per il maxi piano di assunzioni. E aspettate un attimo, arrivano adesso queste assunzioni e al momento non ci sono le coperture. Tutto vero. L'intervista con Alberto Donzelli, ma sulla sanità si possono fare grandi risparmi. La mia ricetta: manca una riflessione generale su quanto lo Stato spende per la prevenzione sanitaria, spiega La Verità Alberto Donzelli, medico della CMSI. La prevenzione per eccellenza si basa su uno stile di vita sano. C'è poi quella secondaria, con test e strumenti costosi che troppo spesso non ritardano la mortalità.
Tiè. In poche parole, che cavolo, fate prevenzione e non aspettate di curarvi dopo. Surreali lamenti per la legge che stabilisce il reato universale, ma quali diritti? L'utero in affitto era già vietato, dice Francesco Borgonovo oggi sul quotidiano La Verità. Andiamo sul Giornale. Manovra ai migranti, 2 sì di Mattarella. Lo apriamo. Meloni: dai giudici nessun complotto, ma menefreghismo della volontà popolare. Per Sergio Mattarella è il giorno della doppia firma, signori, sarà stanchissimo. Il capo dello Stato, anche quella telefonata poi al capo della polizia, mamma mia quanto pesava la cornetta, un colpo di telefono al Consiglio europeo, no. Ha autorizzato il capo dello Stato la manovra economica depositata alla Camera, che contiene le misure fiscali, le norme sulle pensioni, quelle sulla revisione della spesa. Il presidente ha firmato anche il decreto Paesi sicuri, già, sui clandestini trasferiti nei centri di rimpatrio in Albania. Rispunta la possibilità di inserire il ricorso in Corte d'Appello contro le ordinanze dei tribunali. Caos cultura, anche qui il compagno consulente al Maxi lascia il capo di gabinetto. Spano si dimette dal ministero, tensione tra Giuli e Fratelli d'Italia, l'ira della Premier. Il commento di Del Vigo: vietato toccare i feudi della sinistra. E qui poi c'è chi si divide, come vi dicevo, il fatto che sia gay conta qualche cosa, per alcuni sì, per alcuni no. Libero, un altro scandalo sexy, signore, ma giustamente, siamo nel momento più fluido della nostra storia, in cui davvero non sappiamo più come chiamare la persona che hai davanti, è un uomo, è una donna. Un altro scandalo sexy sul Libero, il titolo, sentite qua: la cultura che scotta. Dopo il caso Boccia San Giuliano si dimette il capo di gabinetto di Giuli. Fatali le accuse di Report, non ancora andate in onda, sulle consulenze al compagno al Maxi. Ma a nominarlo era stata la Dem Melandri, sappiatelo. In centropagina le celebrazioni di Economist e Le Monde, la stampa nemica in Corona Giorgia. E poi Marina Berlusconi delude la sinistra, questo governo fa bene su tutto. Signori, ci sono su alcuni quotidiani 2 paginoni intitolati alla strana coppia. E non ce l'aspettavamo questa cosa. Marina Berlusconi pensavamo che fosse una compagna e invece no, questo governo fa bene su tutto. E non capiamo quasi, non è che è un complimento, ma non è proprio un complimento, dici tu. Per me è un complimento. Vabbè, anche qui, signori, aspetto i vostri commenti al 340 6709 659. Lo so che pensate che Marina Berlusconi prima o poi entrerà in politica, lo pensate anche voi? L'editoriale, siamo il quotidiano Libero, di Mario Secchi: in quel ministero serve silenzio. Perché il Ministero della Cultura è come la biblioteca. Ma che cos'è la biblioteca? Lo sapete ancora cos'è la biblioteca? Un tempo si andava in biblioteca a fare le ricerche, noi ragazzini, e bisognava fare silenzio. Infatti a me mi beccavano subito, ragazzi. Avendo il vocione già ai tempi, no? Ciao, come stai? Cioè, immediatamente entravo in biblioteca, e va bene, la cultura è un posto che scotta. Il ministro non fa in tempo a sedersi che si ritrova in qualche guaio, scrive Mario Secchi quest'oggi. Il centrodestra per ingenuità e inesperienza. Ingenuità e inesperienza, ragazzi. Ma quante volte ve l'ho detto? E qui non c'entra il centrodestra, qui c'entra FDI, Fratelli d'Italia, con tutto il bene che gli vogliamo, ma la ricordiamo la famosa caratura di certi personaggi? Ci siamo già passati 20 anni fa, noi l'abbiamo imparata sta cosa. Il centrodestra, per ingenuità e inesperienza del luogo, ha sottovalutato l'importanza di quel dicastero. Eppure
Il palazzo è un complesso imponente nel cuore di Roma, il Collegio Romano, ma evidentemente non basta e così prima San Giuliano ha perso la testa per una bionda a cui ha concesso una confidenza e una fiducia mal riposte. Poi, nel marasma totale, è arrivato Alessandro Giuli, che a me piace comunque come tipo, il quale ha il compito di rimettere le cose a posto, parlando pochissimo, il mio consiglio è niente, facendo molto, pesando gli atti, controllando i fatti. Giuli è un'ottima persona, ma deve capire alla svelta che niente gli sarà perdonato, nessuna svista gli sarà condonata. La sua missione non è quella di fare bene, ma di dimostrarsi superlativo per la semplice ragione che il Ministero della Cultura è il feudo più importante della sinistra, anche e soprattutto quando non governa. Spano nominato al Maxi da Giovanna Melandri, quindi prima dell'arrivo di Giulia alla fondazione, è un fatto che passa del tutto inosservato perché il salotto romano progressista si autoassolve. Dunque Spano è un perfetto alto burocrate quando governa la sinistra. Ma appena la destra sale al potere e lo stesso Spano non può fare carriera e diventa un ingombrante intreccio di questioni private e pubbliche, con l'aggiunta di dettagli piccanti sulla stampa bacchettona dei compagni, la cultura scotta perché distribuisce molti soldi senza pretendere un ritorno certo in termini qualità e risultati. L'amichettismo vi ha sguazzato di sopra e di sotto e anche di sottosopra, se proprio si vogliono trovare storie interessanti tra le lenzuola, basta guardare le relazioni, parentele e il gioco è fatto. Ma questo naturalmente non è elegante, o meglio, vale solo quando governa la destra, mentre il nepotismo post-comunista è di una sciccheria intoccabile. Quanto alla destra, la lezione dovrebbe essere chiara. I ministri ricordino che il silenzio è d'oro e che non sempre Giorgia Meloni può riparare ai danni che fanno, anche a quelli involontari. Il fatto che tutto sia perdonato a sinistra non è una scusa per andare a piangere dalla mamma a destra. Questo è l'editoriale di Mario Secchi quest'oggi sul quotidiano Libero. Siamo alle 7.54, il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, certo, questa è RL Radio Libertà, buongiorno a chi ci ha trovato nella banda DAB dell'autoradio, buongiorno a chi ci segue da casa, il canale 252 del televisore è tutto vostro, ma naturalmente tutto vostro anche il numero di WhatsApp, il 340 6709 659, per commentare quanto vi sto dicendo. Buon compleanno al tempo, lo abbiamo visto ieri su tutti i canali, o quasi, con Giorgia Meloni ospite, e proprio in centropagina oggi sul Tempo, nessun complotto, solo menefreghismo verso gli italiani. La Premier è intervenuta ieri alla festa del quotidiano Il Tempo, 80 anni fa, sentenza irragionevole. Il modello Albania funzionerà. Voglio essere messa in condizione di lavorare. La verità è questa, signori, è che la sinistra vuole smontare tutto quanto senza neanche dare la possibilità di un fallimento. Facciamo fallire un modello che la destra vuole portare avanti, ma almeno facciamolo partire, come l'autonomia. Non ce la vogliono neanche far provare. Ma proviamola qualche anno, se non funziona potrete attaccare per centinaia di anni il centrodestra. Mail anti-Meloni del magistrato, Nordio, al vaglio invio di ispettori, la stoccata di Marina Berlusconi, certi giudici nemici del paese. Siamo sempre sul Tempo, il Tempo di Osho, nuovo terremoto al MIC, lascia il capo gabinetto Spano, l'infosfera era diventata troppo pesante, dice il signore che ha dovuto lasciare, il signore chiaramente con tutto rispetto, non sappiamo. Vabbè, il comizio europeo, la Salis, signori, Salis a tutti voi. Salis ora frigna, salvatemi da quel processo, rischio 24 anni. Insomma, c'hai l'immunità di europarlamentare, tu pensi che qualcuno te la tolga? Ma chi vuoi che te la tolga? Io insomma, visto che Matteo Salvini si sta facendo processare, cosa c'è di male? Dico, fidarsi e dici meglio non fidarsi. Ok, il domani nei vostri occhi
qualcosa non va e Urso impone l'ex socio d'affari. Cacciati i commissari straordinari di Condotta SPA. Il ministro sostituisce i professionisti con l'amico Bello, che ha collaborato con la SRL fondata dal Meloniano, che dice allontanati perché hanno svenduto una partecipata, ma in procura c'è un esposto contro di lui. Sul Domani di Spalla, le torsioni orbaniane, l'editoriale di Gianfranco Pasquino, i primi 2 anni di Meloni ci fanno temere i prossimi 3. Il Consiglio d'Europa cita anche Salvini, lo stupore del Colle, scontro sui giudici, CSM spaccato, attacco alla polizia italiana, è razzista. Ci spostiamo ancora di quotidiano, il Sole 24 Ore naturalmente apre quest'oggi con la manovra, detrazioni, cuneo fiscale, casa, sanità, tutte le novità della manovra 2025 con i suoi 144 articoli, nuove misure per 28,5 miliardi destinati per oltre il 60% alla modifica strutturale degli aiuti ai redditi medio-bassi. Il testo della legge di bilancio, dopo gli ultimi faticosi aggiustamenti, è arrivato ieri mattina alla Camera. L'attuale taglio al cuneo fiscale scompare per lasciare spazio a un meccanismo a 3 fasce. Resta invariato lo sgravio per i dipendenti con reddito fino a 35.000 euro e si estende riducendosi progressivamente a 1,3 milioni di dipendenti con reddito fino a 40.000 euro. Ritocco invisibile per le pensioni minime, 3,20 euro. Slitta al 2026 tra le proteste il piano di assunzioni di medici e infermieri. Nella scuola cancellate le assunzioni previste dalla buona scuola del 2015 per la casa, addio al super bonus e ridotti gli altri bonus. Salta il taglio di 20 euro del canone RAI. Così sia. Ci fermiamo per qualche istante, lo sapete, ogni mezz'ora Sammy Varin fa una pausa di qualche minuto con la musica indipendente, sempre roba buona e rilassante a quest'ora. Oggi la pianista Fiamma Velo. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.
No, ero al telefono con la Meloni per suggerirgli Fiammavelo al Ministero della Cultura. Questa ci starebbe benissimo. La pianista Fiammavelo con Dolce Autunno. Fiammavelo fresca di laurea in giurisprudenza, oltre a 2 diplomi accademici in pianoforte. Dalle montagne venete a Novate Milanese, dove è venuta a abitare qualche anno fa, ma la sua fama è ormai internazionale. Gira in tournée in tutta Italia. Sabato scorso ha suonato a Piano City in quel di Napoli. Buongiorno Fiammavelo, buongiorno agli amici che mi stanno guardando in TV. Va, c'è anche qualcuno che mi manda la fotografia a testimonianza, è vero. La Soca Fest, sì, perché qui ci dava una certa atmosfera di autunno, la pianista Fiammavelo, ma autunno significa anche la festa della zucca, Halloween, i morti, i santi, e fatemela ricordare questa festa, perché da questo mercoledì 30 ottobre, che è il prossimo, a Palazzago, area feste in via Annunciata, fino al 3 novembre, Soca Fest, con identità, tradizioni e sapori delle genti bergamasche, casoncelli, gnocchi e tortelli alla zucca, trofi al ragù dello chef, vellutata di zucca, grigliate di carne, arrosticini alla griglia, e lo so che non è l'ora, però io un arrosticino insomma me lo farei. Asino in umido, mi sento un po' un asino in umido questa mattina, la polenta taragna, il formaggio alla piastra, zucca al forno, le fave dei morti. Dove? Alla Soca Festa, 2 passi da Pontida, siamo in provincia di Bergamo. L'appuntamento è nei prossimi giorni, da mercoledì 30 fino al 3 di novembre, signori. Ogni giorno anche la possibilità a pranzo, venerdì 1 novembre, domenica 3 novembre. Fateci un pensierino, anche perché ci sono tanti amici leghisti da quella parte, ma tanti. Il buongiorno si sente dal Varin, e il buongiorno lo diamo anche più avanti a Giulio Cainarca, che dopo l'appuntamento con il Bamba di Feltri, che arriva alle 9:40, dopo l'editoriale di Giovanni Sallusti alle 9:30, e quindi intorno alle 10 ospiterà Kuno Tarfusser, ex magistrato, ex giudice della Corte Penale Internazionale. Si parla di robe scottanti, Patarnello e le correnti della magistratura. Giulio Cainarca, la sua nuova trasmissione Auto da Fè, che ha preso il posto della rassegna stampa, la conduco io la rassegna stampa, ma lui ha aperto questa nuova rubrica bella tosta, l'Auto da Fè di quest'oggi è con Kuno Tarfusser, e ne sentirete sicuramente delle belle. Intanto delle belle le sentite con Sammy Varin, certo, e i vostri messaggin al 3406709 La politica con annessi e connessi mi fa schifo, per andarci in modo soft. È vero, tutto quanto vi sto leggendo stamattina non migliora la percezione della politica, decisamente. Le dimissioni di Spano sono un non problema, ma è distrazione di massa. Al di là del pizzaiolo, abbiamo bisogno di manodopera qualificata, e ti confermo che non la si trova tra i ciabattanti. Caro Marco, quello che dicevo io, ne arrivano, ma quelli che sapevano lavorare, quelli che avevano una specializzazione, sono già arrivati e sono andati tutti in Germania, che adesso certo sta vomitando indietro quelli che non sono capaci di fare nulla. Dove li vomita? Addosso a noi. Che schifo! Freghiamocene delle opposizioni e dei magistrati, avanti con i trasferimenti in Albania. Assolutamente sì, anche perché è un esperimento che lasciatecelo provare, almeno come l'autonomia, lasciatecela provare. Lorenzo da Como, buongiorno Sammy, il sistema Albania funzionerebbe al meglio se gli scafisti e le ONG portassero gli aspiranti profughi direttamente in Albania senza passare dall'Italia. Caro, ma dopo ne arrivano troppi e puntualmente ci fanno il paiolo così, perché guarda, milioni e milioni di immigrati nella tenuta albanese. Non ci stanno tutti quanti, ce ne stanno pochi, hai visto?
lì si portano esclusivamente quelli che si possono rimpatriare il più velocemente possibile. È chiaro che poi bisogna anche capire quali rapporti ci sono con i paesi per il rimpatrio, perché questa cosa non è stata ben chiarita secondo me. Ciao Sammy, non sono una fan dell'operazione Albania, per me non bisogna farli entrare né dal mare né dai confini e soprattutto rispedirli immediatamente al loro paese, anche quelli che sono in giro per le nostre strade. E cara Dani, caro Dani, è proprio così. Purtroppo, come ti dicevo, è il rispedirli che non è così semplice, cioè o li spedisci così a caso in giro per l'Africa, ma a volte i loro paesi semplicemente non li vuole. Se il compagno di Spano è il marito, Spano si deve chiamare moglie. Silenzio, non stiamo lì a entrare nei particolari. Ma guarda, mai come oggi il programma Ciabattare Informati sarebbe stato attuale. Paolo è un vecchio ascoltatore di Sammy Varin. Ricordate i bei tempi? No, a me mica ne erano bei tempi, diciamo che erano tempi in cui eravamo ancora più combattivi e d'estate conducevo una trasmissione che si chiamava Ciabattare Informati. Chiaramente si parlava di clandestini che arrivavano nel nostro paese. Ancora WhatsApp, il numero è 34067096659, il più veloce entra in onda col proprio messaggio. Buongiorno, sempre aria fritta sui giornali, intanto i BRICS, e Mauro la sa lunga, è vero, la sa proprio lunga. Sì, dai, fammi entrare ancora su qualche quotidiano, poi passo agli approfondimenti. Il Manifesto, signori, ha finito di parlare male della nostra polizia, i tagli agli italiani, tagli agli italiani, tagli agli italiani, tagli agli italiani. Sto campionando, ma no. Ecco la legge di bilancio, torna l'austerità. Torna l'austerità. Oltre a ministeri, colpite regioni e comuni, in totale 5 miliardi in meno nei prossimi anni. Briciole alla sanità, sciopero a novembre. Ragazzi, non ci rimane, basta che chiuderci in casa e piangere. Iniziata l'espulsione dal nord di Gaza, decine di migliaia di palestinesi cacciati dalle truppe israeliane. Siamo sul quotidiano Il Manifesto, che in questo caso magari la zecca pure. L'unità, Europa, America, medici, giudici, FDI, Colle, tutti contro Meloni. Non era mai riuscito a nessun premier. Oh là là, ragazzi miei, il record mondiale degli insuccessi. Ma l'avevate mai pensato? Ah, vabbè, ma è Piero Sansonetti che lo dice. In Europa la sinistra è scesa sul piede di guerra contro la von der Leyen per colpa del governo italiano. I socialisti minacciano di non votare a favore della Commissione e quindi di far saltare la maggioranza. Se von der Leyen non sconfessa l'impresa di Albania della Meloni, in larga parte dell'Europa non piacciono le imprese italiane in Albania. Se salta la Commissione, in Europa si apre una crisi mai vista. E qua mi fermo, ragazzi, perché sono davvero galvanizzato dall'editoriale di Piero Sansonetti. Il grido disperato del Papa, siamo sull'Unità, chiaramente il giornale del Papa e dei cattolici, attacco disumano a Gaza. E anche qui, signori, non possiamo non dargli ragione, la verità sta sempre nel mezzo, però. Il DDL sicurezza è peggio dei decreti Salvini. Anche qui, ragazzi, un complimento gigantesco all'attuale governo. Peggio, quindi meglio dei decreti Salvini, nel senso peggio, vabbè, ci siamo capiti, ma attenzione, l'ultimo titolo bello potente con Paolo Commi a pagina 5, via dal ministero perché gay. E qui salta fuori, e forse la verità, l'Unità quest'oggi è l'unico che ha avuto coraggio di dire questa cosa, fuori dal ministero perché gay. Francesco Spano, ex dirigente del ministero, è stato costretto alle dimissioni da un assalto omofobo realizzato da militanti e dirigenti di Fratelli d'Italia. Era stato appena nominato dal nuovo Ministero della Cultura Alessandro Giuli come capo di gabinetto e la cosa ha indignato i fascisti, che non sono pochissimi in Italia, i quali hanno protestato in vari modi, nelle mail, sui social e altrove. Pare che anche Giorgia Meloni non fosse affatto contenta. Poi è arrivato il soccorso rosso. Si è sparsa la voce che la trasmissione Rai Report avesse del materiale contro
contro di lui e il fatto di Travaglio, che è molto legato a Report, ieri mattina ha rilanciato. Nella tarda mattinata le pressioni su Giuli e su Spano sono diventate incontenibili e lui ha deciso di lasciare il campo. È accusato di aver dato una consulenza al Maxi a una persona alla quale è legato sentimentalmente. In realtà l'incarico a questa persona era stato dato per la prima volta diversi anni fa, quando Giuli non c'era. Ma diciamo che sono altre cosettine, insomma, è una mano anche un po' troppo a qualche associazione che ne ha combinate alcune, e insomma, e voi state lì a guardare, e vabbè, si è dimesso, basta. Punto e basta, stiamo lì ancora a menarla su questa situazione. Secondo voi non si è un pochettino esagerato su questo fronte? Cioè, stiamo incoronando una trasmissione Report di uno che ci sta anche sulle balle, Ranucci, ragazzi. Ogni volta che lo vediamo, davvero diciamo cambia per favore. Però Ranucci è riuscito grazie all'amore e odio che abbiamo verso di lui. Cioè, ieri ha sparso la voce e addirittura c'è stata questa paura, no? Le dimissioni, ancor prima che andasse in onda la sua trasmissione, come la fiction su Avetrana, che adesso vorremmo tutti vedere. Ma fammela vedere, ce l'hai? L'hai craccato? Dai, me la fai vedere. Dopo, mentre va la pubblicità, mi fa vedere la fiction su Avetrana. Santa polenta. Siamo sul tempo, signori. Sì, ma intanto voi continuate a scrivere. 340-6709-659, la rassegna stampa Easy di Sammy Varin si avvale dei vostri commenti in tempo reale. Fatelo anche voi, ascoltatori casuali che girate nella banda DAB, avete scoperto una radio che parla, è Radio Libertà, e io sono Sammy Varin, minimo storico artefice della radio fin dalla fine degli anni 70, quando ero bambino. Parlo ancora oggi nella trasmissione più ascoltata di Radio Libertà. Lo so, sono dei pazzi da queste parti, che ci vuoi fare? La rassegna stampa che si avvale anche delle vostre telefonate in diretta allo 0292947222, ma dopo le ore 9. E attenzione, non ve l'ho detto, volevo farvi una sorpresa, ma ve lo dico, dai. Alle 9 avremo anche un ospite in rassegna stampa. La prima volta, e qui chiaramente tutti guardano le scale, dici, se scende uno tutto pelato è Rizzo. No, adesso stiamo lì a pensare. Rizzo, io l'ho invitato, prima o poi arriva, però insomma, vabbè, il tempo, gli 80 anni del tempo, auguri al tempo, nessun complotto, solo menefreghismo verso gli italiani, il titolo principale. Ma poi, come vi dicevo, il comizio europeo della Salis, che adesso frigna, salvatemi da quel processo, rischio 24 anni, ma io entro subito all'interno del quotidiano Il Tempo con la bellissima foto della Meloni con un gigantesco mazzo di fiori, l'abbiamo vista ieri in diretta. Nessun complotto, solo menefreghismo verso gli italiani, Meloni sui giudici, la sentenza è irragionevole, il modello Albania funzionerà, voglio essere messa nelle condizioni di lavorare, questo è il fatto, e lo farò. A proposito di giudici, Tarfusser oggi con Giulio Cainarca alle 10, dopo il Bamba di Feltri, ragazzi, piatto ricco, micifico. Mail anti-Meloni del magistrato Nordio, al vaglio l'invio di ispettori, ma soprattutto la notizia di quest'oggi, che è riportata da tutti i quotidiani, la Marina Berlusconi che promuove il governo. E questo non ce l'aspettavamo, pensavamo che fosse comunista. Tutte queste assunzioni piddine a Mediaset, la Berlinguer che gli hanno dato una serata in più, ci sono rimasto di merda questa cosa. Cioè tu la domenica sera dici, adesso è qualcosa di carino, domani si torna al lavoro, la Berlinguer anche oggi. È una cosa terribile, ti giuro. D'altronde il figlio di Berlusconi, Pier Silvio, l'aveva anticipato che voleva più PD su Rete 4, e arriva, è bestia se arriva. Marina Berlusconi promuove il governo e boccia certi giudici nemici del paese. La presidente Fini Messa all'inaugurazione della libreria Mondadori sui diritti
la sinistra è più aperta, ma buon senso da entrambe le parti. Si scrive quest'oggi sul quotidiano Il Tempo, ma anche tutti i quotidiani ne parlano, assolutamente sì. L'offensiva dei compagni, a proposito, separazione delle carriere, ostruzionismo della sinistra per bloccare la riforma. L'intervista a Simonetta Matone, che sentiamo spesso su queste frequenze. La deputata della Lega spiega la guerra intestina tra giudici e avverte: il centrodestra dedichi la giusta attenzione alle anime libere. Ma ce ne sono, dico io. Ci sono toghe che si ribellano a quei magistrati che fanno politiche. Hai capito? Il limite del centrodestra è non aver dedicato la dovuta attenzione alle anime libere, a quei professionisti che si alzano alle prime ore del mattino, sto parlando di me, e svolgono il proprio lavoro come una missione, senza chiedere nulla in cambio. Oddio, le toghe rosse per fortuna sono una piccolissima parte di una galassia. Meloni non compie lo stesso errore di Berlusconi, considerare i giudici tutti uguali, quando invece non è così. Brava Simonetta Matone, ex magistrato, deputata della Lega. L'intervista di quest'oggi, vale la pena acquistare Il Tempo solo per questa intervista. La trovate a pagina 5. Politica e giustizia anche a pagina 6. Ricorsi veloci del governo sui migranti in Albania e Mattarella firma il decreto. Cioè, capite, se Mattarella ha firmato, o è diventato un fascistone pure il nostro presidente, oppure alla fine andava bene. Oppure gli hanno detto firma che poi li facciamo vedere noi. Nel DL sui paesi sicuri c'è il reclamo entro 5 giorni contro le sentenze, come quando vai a comprare una giacca nuova, no? E la puoi riportare indietro, no? Contro le spari cazzate oggi, Semivarin, contro le sentenze dei giudici che rigettano il trattenimento nei centri. Ciriani, i profughi portati a Shenzhen selezionati con l'UNHCR. Quindi selezionati accuratamente. Sono 19 gli stati che l'esecutivo considera sicuri e dove possono essere ricondotti i clandestini arrivati in Italia. Sono un po' pochini. Il problema è che sono considerati sicuri, ma non è che tu dici, allora se non ha diritto alla protezione lo rimandiamo lì. Bisogna capire se l'accettano il migrante. Come funziona? Qualcuno ce lo spieghi, me lo spiegate voi per favore? 3406709 mi scrivete un whatsappino, siete ottimisti su questa situazione? Ce la faremo a rimandare a casa quelli che vengono qui a fare i mangiapane a tradimento? 3406709 se chiama il Consiglio Europeo, prendila te la telefonata, ok? Parlo con Davide in regia perché sta chiamando in questi giorni, chiede di un certo Semivarin, ma non mi risulti ci sia nessun Semivarin qua. Le proteste, alcuni magistrati contestano il ricorso alle corti d'appello perché ingolferebbero il lavoro abituale degli uffici, vogliono continuare a non fare un casso. Andiamo avanti, siamo sempre sul quotidiano Il Tempo. Il nuovo terremoto al MIC lascia il capo gabinetto, Giuli, clima barbarico, ma soprattutto la fiction, Avetrana fermata dal tribunale. Ma io la voglio vedere, ma dai, guarda le facce, sembrano proprio loro, mamma mia, che paura. Che paura, mentre ad Avetrano dice il sindaco, magari c'è anche qualcosa di bello, non è che hanno tutte queste facce. Torino mi fa vedere un asino, signor, è un asino, sì. Finiamola di parlare del modello Albania al costo di 700 milioni di euro in un quinquennio, finiamola di fare brutte figure da ridicoli, altro che piano Mattei, questo è un piano da coglioni.
Oh, grazie della fiducia. Ciao Sammy, chi ha detto che Spano è gay? Se l'ha detto Nichi Vendola, allora è vero. Questa è gente omofoba che fa messaggi che veramente non riesco a capire. Me ne fate qualcuno di più intelligente? 340 6709 659. E intanto faccio un altro salto di quelli belli belli e passo sul quotidiano. Qual è quello che mi richiedete? Libero! Certo, il titolo è potente, un altro scandalo sexy, la cultura che scotta, titola Libero di quest'oggi. Dopo il caso Boccia San Giuliano si dimette il capo di gabinetto di Giuli. Fatali le accuse di Report sulle consulenze al compagno al Maxi, ma a nominarlo era stata la Dem Melandri. Se la cultura è un posto che scotta, il ministro non fa in tempo a sedersi che si ritrova in qualche guaio. In quel ministero serve solo silenzio, l'editoriale di Mario Secchi. Di spalla il pessimo debutto, l'industria europea è in mano a una talebana ambientalista, scrive Daniele Capezzone, e si parla chiaramente del futuro un po' nostro e soprattutto dei giovani, ma anche di noi grandicelli. Come andremo in giro nei prossimi anni? Riusciremo ad andare in giro ancora in automobile o dovremo andare tutti con la pila e quindi fare solo il giro della casa perché poi finisce la batteria? Altro punto di domanda. All'interno del quotidiano Libero, altri veleni alla cultura, lascia il capo di gabinetto scelto dal ministro Giuli, attaccato sul personale, il virgolettato. Spano si dimette dopo le indiscrezioni di Report sul contratto fatto da segretario al Maxi al suo compagno Carnabuci, ma a nominarlo era stata la Dem Melandri. Il titolare del MIC: c'è un clima barbarico, la maledizione del collegio romano. Sarà che si avvicina Halloween, ma la sequenza di vicende che sta funestando l'ordinaria amministrazione del Ministero della Cultura che ha lì sede è degna di una serie TV. No! Un'altra serie TV! Ma mi vado a vedere quella degli 883 a questo punto. Dopo il caso Boccia, che ha portato le dimissioni del ministro Gennaro San Giuliano per una nomina mai fatta, questa volta infatti è il suo successore Alessandro Giuli a essere finito nella bufera per la nomina fatta 10 giorni fa di Francesco Spano a capo di gabinetto. Un nome che soprattutto negli ambienti di centrodestra è ben noto. Si tratta dell'ex numero uno dell'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che nel 2017 finì al centro di una polemica perché, come scoprì Le Iene, avrebbe finanziato un'associazione della capitale di cui risultava socio e nei cui locali si praticavano incontri parecchio spinti. Qualcuno la ricorderà questa storia, ne abbiamo parlato parecchio su queste frequenze, anche perché ai tempi io conducevo una trasmissione il pomeriggio che si chiamava Pomeriggio Gender. Beh, si dimise anche a causa degli strali lanciati da Fratelli d'Italia. Ieri, dopo che Report aveva annunciato un servizio per domenica prossima su di lui e sul suo compagno Marco Carnabuci, a cui è unito civilmente, ipotizzando un conflitto di interessi, in quanto risulta essere consulente legale del Maxi per i dati personali, incarico che risale a quando Spano era segretario generale del museo, prima con Giovanni Melandri, poi con Giuli, si è dimesso. Giovanna Melandri, adesso che non si sa mai adesso che cos'era, un maschio o una femmina. Fonti del MIC in ogni caso sottolineano che al momento dell'insediamento di Alessandro Giuli al vertice del Maxi, Francesco Spano ricopriva già l'incarico di segretario generale della fondazione, come da nomina del precedente presidente Giovanna Melandri, ora è diventata una femmina, e che la fondazione non è più presieduta da Giuli, come erroneamente riportato. Insomma, nella lettera di dimissioni inviata al ministro, Spano spiega che dopo sofferta riflessione si è determinato a rassegnare le dimissioni perché il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali, non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante. E qua mi fermo, ma chiaro che adesso tutti vogliamo vedere la trasmissione di Ranucci. Oh Ranucci, oh dietamo, caro Ranucci. Il mandato a ostacoli dell'erede di San Giuliano tra polemica e
procura. Il giornalista ha giurato il 6 settembre dopo il caso Boccia, però la sua strada è stata tutta in salita. Prima il faccia a faccia coi PM, poi gli attacchi per le citazioni nei suoi discorsi, ieri il colloquio con Mantovano. Il ministro della cultura Alessandro Giulia, a me piace, mi sta simpatico, poi questa cosa che ha fatto col suo discorso che non si capiva niente, è stato bello, è stato bello. Sinistra a bocca asciutta, dopo lo stop dei giudici, Mattarella firma il decreto per riattivare i rimpatri e sono rimasti male, certo, a sinistra. Pensa se non la firmava. Colloquio di mezz'ora tra Premier e Presidente della Repubblica. Le pressioni dell'opposizione sul capo dello Stato vanno a vuoto e per i magistrati ora sarà più complicato non applicare le norme sui trattenimenti degli stranieri. Ancora notizie, perfino l'ANM contro Patarnello. Nordio valuta l'invio degli ispettori. Oggi se ne parla con Giulio Cainarca nella sua auto da fe. Cuno Tarfusser, ex magistrato, ex giudice della Corte Penale Internazionale, un nome che ben conosciamo, sarà ospitato alle 10 dopo il Bamba di Feltri. Pure l'Arcigay contro il Colle. L'associazione Arcigay, che ha formato un gruppo d'ascolto per ascoltare Sammy Varin a quest'ora, e vi ringrazio ragazzi, tutti svegli gay a sentire la rassegna di Sammy Varin, l'associazione Arcigay critica il capo dello Stato, incomprensibile la sua reazione ai rilievi europei. Contro il Colle dicono poliziotti razzisti, anche loro. Contatto con rispetto, certo, la presa di distanza però c'è. L'Arcigay ce l'ha niente po' di meno che con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non era mai successo. Oggetto del contendere la solidarietà espressa dal capo dello Stato alla nostra polizia dopo gli attacchi dell'ECRI, la commissione interna al Consiglio d'Europa che sta chiamando in questo momento, non rispondere per favore. Mattarella ha espresso stupore per le affermazioni contenute in quel rapporto, ribadendo stima e vigilanza alla polizia e ha chiamato il capo della polizia. Oh signor Piangem! Secondo me era meglio che chiamasse il Consiglio d'Europa, però forse non aveva il numero. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione atmosferica torna a diminuire sul nostro paese, con conseguenze soprattutto su parte del nord e al centro. In mattinata i cieli si presenteranno molto nuvolosi o coperti sulle regioni centro-settentrionali, con piogge specialmente su Piemonte, Lombardia occidentale, Ovest Emilia, Toscana, Umbria e Marche. Nel pomeriggio altre precipitazioni potranno interessare il nord-ovest e le regioni centrali. Altrove andrà decisamente meglio, temperature ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Ah, guarda, e chi non se li ricorda i Duran Duran? Scusami, assolutamente. Sono usciti con un nuovo album e questa addirittura una versione ancora più lussuosa, c'è pure la versione vinilica. Una bella prova all'interno della nuova edizione dell'album Dance Macabre. I Duran Duran hanno ricantato Evil Woman, storica canzone degli Elo Electric Light Orchestra, su una strumentazione che ricordava un po' il pezzo di Donna Summer, Bad Girl, qualcuno ricorda, ricordate. Buongiorno, il buongiorno si sente dal Varin, sono le 8:35, signori, buongiorno e grazie a chi mi sta inviando WhatsApp per commentare le notizie che vi sto leggendo al 340 6709 659. Siamo ancora sul quotidiano Libero, anche perché e su Libero si dice una cosa che sappiamo tutti, ma ogni tanto salta fuori, è la verità. I progressisti a Bruxelles, la sinistra europea, non lasceremo governare Giorgia, I progressisti a Bruxelles. La crisi di nervi in aula della eurodeputata Galan Perez, von der Leyen si è venduta alla presidente italiana. La crisi di isterismo della sinistra nostrana sui centri per migranti inaugurati dal governo Meloni in Albania ha superato i confini nazionali. Non sono bastati ricorsi e controricorsi presentati dal Partito Democratico, Alleanza Verdi, Sinistra, Movimento 5 Stelle, e poi interrogazioni, appelli all'Unione Europea, addirittura richieste di sanzionare il nostro paese. Avete sentito sta roba? Cioè vogliono far pagare tutti voi italiani perché non avete votato PD, ragazzi. Facciamo sanzionare l'Italia. Ma sono scemi quelli del PD, politicamente, of course. Dopo aver inanellato un fallimento dopo l'altro, ecco che dalla Spagna arriva il soccorso rosso a Schlein e compagni. Nonostante l'incoronazione della strategia italiana da parte della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che noi amiamo moltissimo, non l'abbiamo mai criticata, proprio una bella persona, a Bruxelles è partito l'attacco all'Italia dalla sinistra che compone il governo di Pedro Sánchez. Costruire carceri per le persone rifugiate in Europa è una barbarie. E qua mi fermo, ma certo vale la pena leggere l'articolo di Andrea Muzzolon quest'oggi a pagina 6 di Libero, mentre a pagina 7 vai, la figlia del cava a tutto campo, Marina B, promuove il governo Meloni. La presidente Fininvest, l'esecutivo è stabile e responsabile. L'Albania, certi giudici sono nemici del paese. Marina e Giorgia, il governo uno dei più stabili in Europa, sui conti è responsabile. Marina e i giudici, certi giudici non sono nemici di mio padre, sono nemici del paese. Marina e i migranti, i centri in Albania sono nuovi, serve del tempo per una valutazione. Marina e i diritti, massima apertura sui diritti, ma sulla maternità surrogata ho dubbi. Marina, una di noi, e noi che pensavamo male. Ma dopo la domenica sera alla Berlinguer siamo pronti veramente a tutto, ma non, questo non ve l'aspettavate. Di Battista pensa al ritorno. Attenzione, le confessioni al festival di destra, ritorno sì, ma non con i 5 Stelle. Stanno bussando alla porta. Ma chi è quello? Oh, cazzo, Di Battista. Cioè, è l'ospite delle 9. Ma io avevo scelto un altro, veramente. No, non si intrufolerà anche in Bellerio. No, non aprite la porta, Di Battista. No, sta facendo il comizio al citofono. Lasciatelo parlare, qualcuno lo ascolterà. Via Bellerio è grande, qualcuno tirerà sul citofono. Con la manovra cambia le detrazioni fiscali, tutte le novità del testo su IRPEF, casa e pensioni. Ma cosa cambia? Cambia così tanto, cambia, non è vero. Detrazioni, il meccanismo agevola le famiglie con più figli, previdenza, aumenti per le pensioni minime. Oh, 3 euro, sono 3 euro. Quanti mesi ci sono in un anno? Tantissimi. Resta la flessibilità in uscita, maggiori oneri su banche e assicurazioni, prelievo da 5 miliardi di euro. Ma lo sapete, poi alla fine le banche non è che hanno protestato più di tanto, è un anticipo sulle tasse. Sostegno alla natalità, bonus bebè da 1.000 euro, scatta il limite agli stipendi dei manager pubblici. Capite? Insomma? Capite, ho capito che avete capito. E allora sapete che faccio, signori? Il momento più bello, quello della selezione
dei quotidiani che oggi andranno sul nostro sito radiolibertà.net, un sito di controinformazione potentissimo, coordinato dal nostro Beppe Braga, ma soprattutto un sito che contiene anche i vostri commenti, e quindi fateci un giro, radiolibertà.net. Siamo una radio, siamo una televisione, siamo anche un sito dove c'è Sammy Varin che sfoglia i quotidiani. Allora per oggi ho scelto proprio la pagina 6 del quotidiano Il Giornale, e chiaramente il terremoto al ministero, e pensavate di scapparci. Cultura lascia il capo di gabinetto, terze dimissioni in 50 giorni, Spano attacchi sgradevoli, Giuli lo difende, è stato mostrificato. Nel mirino le consulenze al maxi del legale Carnabuci, suo marito, il dirigente di Fratelli d'Italia che in una chat gli dava del pederasta. Non sono omofobo, riportavo gli umori della base. Oddio ragazzi, ma neanche Borghezio ci andava giù così pesante. E scoppia il caso Melandri, le nomine sono iniziate con lei, ma avete capito insomma che c'è dell'altro sotto, e dei finanziamenti a associazioni insomma che non hanno fatto cose bellissime, e quindi insomma alla fin fine vissero tutti felici e contenti. Chiudiamo questa situazione. L'intervista a Scalfarotto, persino Scalfarotto parla dell'omofobia di Report, e a sinistra tutti zitti. Il senatore di V, il programma della Rai usa un gossip inaccettabile da anni 50. Qual è che va in onda Report? Il rigoroso stile anglosassone di Report lo conosciamo tutti e da anni. Non a caso chi accetta di farsi intervistare da quella trasmissione si tutela autoregistrandosi per evitare i tagli ai cuci che servono a farsi dire il contrario. E in queste ore Report ha pompato il presunto scandalo al maschile, tra virgolette, utilizzando in modo deliberato un'unica leva, la morbosità omofoba. Ivan Scalfarotto, quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. Ma fatemi un giro certamente ancora di più a pagina 13 del quotidiano Il Giornale. ONG, sinistra e gay.it, ecco le fonti obiettive del dossier antipolizia. Pochi casi, voci unilaterali, autocitazioni nel report che accusa gli agenti di razzismo. La prima domanda che sorge spontanea dopo aver letto il rapporto sull'Italia realizzato dall'ECRI, la Commissione Europea contro il Razzismo e Intolleranza del Consiglio d'Europa, in cui si accusa la polizia italiana di adottare potenziale razzismo istituzionale, è quali siano state le fonti consultate per essere giunti a tale conclusione. Il risultato è sconfortante, ma non stupisce, perché tra autocitazioni, organizzazioni schierate, giornali progressisti, emerge un quadro di parte tutt'altro che imparziale. Insomma, pare che dietro, alla fin fine, ci sia qualcuno che abbia imboccato questa commissione ONG, sinistra e gay.it. La Salis frigna in Europa. Siamo sul Libero a pagina 10, piagnisteo continuo, ragazzi miei. Eppure, questa è brava a fare la sua informazione di super sinistra, soprattutto perché poi c'è il centrosinistra che prende al volo la palla. Non fatemi processare, dice la Salis, e mica sono Salvini. Ilari attacca il governo ungherese per la richiesta di revoca dell'immunità, e sull'Albania parla di colonialismo, ragazzi. Abbiamo colonizzato l'Albania con i nostri clandestini. Lega sulle barricate, sei la vergogna d'Italia. Fabio Rubini, frigna e si indigna Ilaria Salis, lo fa nel corso di una conferenza stampa all'Europarlamento per rispondere alle bordate che il giorno prima le avevano riservato il premier ungherese Orban, il suo portavoce. Non è una martire ma una semplice delinquente, avevano detto,
nell'annunciare la richiesta di togliere l'immunità all'italiana presentata al Parlamento europeo. Salis si presenta al microfono con un maglioncino di un chiaro smunto e la voce incerta. Ho paura, comprensibilmente dal suo punto di vista, che l'Europarlamento possa accogliere la richiesta ungherese e la mandi a processo a Budapest, dove rischia fino a 24 anni di galera dura. E così la baldanza con la quale definisce una vergogna l'accordo tra Italia e Albania, ci torneremo, svanisce in una litania fatta di recriminazioni e di appelli ai colleghi parlamentari, tutto da leggere a pagina 10 del quotidiano Libero. Attenzione, attenzione, signore e signori. Questo non ve l'aspettavate, ragazzi miei. Chi ama la radio, chi la fa da tanti anni come il sottoscritto, Libero, pagina 19, lo scontro dal sapore novecentesco. Radio Popolare contro Radio Maria, Peppone e Don Camillo nell'etere. Chi vincerà? La storica emittente di sinistra, Radio Popolare, quella andata sott'acqua qualche settimana fa, ragazzi miei, Radio Popolare si è dovuta spegnere per qualche ora. Succede tutti i giorni. La storica emittente di sinistra protesta per le interferenze causate dall'antenna della stazione cattolica di Radio Maria. Maltar dà ragione a quest'ultima, una zuffa che ricorda Peppone e Don Camillo. Scontro di titani sulle onde dell'etere. Siamo in FM naturalmente, e in DAB queste cose non possono accadere. Da un lato l'emittente indipendente che intende operare in controtendenza, privilegiando la lettura critica della realtà, come si presenta col suo tipico gergo da vecchia assemblea anni 70, Radio Popolare, la radio della sinistra, qualunque cosa sia. Dall'altra un dono della Madonna, la Madonna, che non è un'esclamazione ripresa da Pozzetto, ma il modesto low profile autoritratto di Radio Maria, i cui tre pilastri, lungi dalle controtendenze e dalle letture critiche della realtà, sono trinitariamente preghiera, evangelizzazione, quella cosa lì, e promozione umana. Confessiamo che sono due di quelle radio che quando scorriamo i canali FM saltiamo con grande disinvoltura, arrivano poi al nostro canale, ma in DAB, perché affrontare il traffico di Roma, città in cui abita chi scrive, e trovare un passaggio tra i pullman turistici sul Lungotevere è già di per sé aspra lotta politica e dura flagellazione religiosa. Non si sente bisogno dell'incoraggiamento radiofonico, ma lasciamo da parte le preferenze personali, scrive Tedoldi, per raccontare questo scontro che oppone due stazioni che per quanto diverse si toccano agli estremi, entrambe impegnate, ideologiche, intransigenti, finanziate in larga parte dal mondo delle associazioni e dal volontariato, dispregiando i ricchi pascoli della pubblicità. Senti, per Radio Popolare il ricco pascolo c'è ed è come. La contesa approdata al TAR del Lazio riguarda le antenne. Radio Maria infatti è stata autorizzata a spostarle da un punto a un altro in località Valcava nel Bergamasco, una zona strategica per i centri di trasmissione radiotelevisivi in Italia, comprendendo gran parte di Lombardia, aree metropolitane di Milano e Monza comprese, e Piemonte. Per questo il locale valico è irto di ripetitori TV e radio, ce ne sono circa una trentina, ma da quando sono stati spostati gli impianti di Radio Maria, i compagni di Radio Popolare sono profondamente seccati, accusano le frequenze mariane di interferire con la loro quotidiana razione di pensiero critico, laico e materialista. Effettivamente, scrive Tedoldi, basta controllare le frequenze per constatare la vicinanza. 107,6 MHz per Radio Popolare, andate a controllare, 107,9 MHz per Radio Maria. Ragazzi, 300 kHz bastano e avanzano per legge e non soltanto per legge, ne basterebbero di meno. Quindi, secondo me, sono delle proteste assolutamente inutili, anche perché Radio Maria non trasmette musica unz, quindi disturbi al massimo arrivano da un rosario, e il rosario non fa unz, almeno non ancora. La lite va avanti dal 2018, un anno dopo il trasferimento dei ripetitori di Radio Maria, il cui segnale è stato accusato di essere troppo forte. Non è che è troppo forte, il problema è che quando perdi il 107,9 della Valcava ne prendi altri in isofrequenza in giro per il nord e non soltanto, quindi semplicemente non smette mai di esserci. Del resto,
se c'è un dono della Madonna c'è poco da stupirsi, e il dono non è della Madonna ma è di tanta gente che paga. Avanzando una prima istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, Radio Popolare ottiene un sopralluogo tecnico che però stabilisce che il trasloco non interferisce con altre frequenze, i compagni non demordono, le frequenze mariane, sostengono, peggiorano la qualità del suono della loro radio. Inizialmente la nuova postazione di Radio Maria era solo in via sperimentale, ma quando l'emittente riceve il via libera definitivo, Radio Popolare si arrabbia sul serio, ricorrendo al suo frasario più caro. Parla delle conseguenze interferenziali, cioè degli effetti dannosi della radio avversaria che non sarebbero stati valutati correttamente. Addirittura si rimprovera Radio Maria di avere trasmesso con modalità tecniche inedite, signori, un aiutino dallo Spirito Santo, di perseguire un interesse privato, di ingiustizia manifesta, eccetera, se non che i giudici del TAR hanno ribadito la correttezza delle procedure nel trasloco degli impianti di Radio Maria e affermano che i rilievi di Radio Popolare sono già stati tenuti in debito conto. Infine si addentrano in disquisizioni tecniche circa l'impossibilità di interferenze tra impianti che hanno diverse polarizzazioni, l'uno verticale e l'altro orizzontale, e insomma Radio Popolare deve accettare che mentre dai loro parti si discute del marxismo dell'antropocene, dall'altro si levino le Ave Marie. A noi resta l'impressione che più che un reale conflitto di frequenze, del resto smentito dagli stessi tecnici, questa storia strapaesana sia l'ennesima dimostrazione del fatto che il nostro paese, per motivi molto molto strani, non abbia mai visto scadere il Novecento e le sue polarizzazioni, non quelle delle onde radio, ma mentali, signori. Radio Popolare o Radio Maria? Ma mollate la banda FM, passate al DAB, ragazzi. Non ci sono le interferenze nella banda DAB, si sente molto meglio, siamo tutti in ordine alfabetico. Schiacciate DAB sulla vostra autoradio e scoprite un nuovo mondo. Senza Radio Popolare, o almeno sì c'è, ma proprio in versioncina, si sente da qui a lì, è proprio una roba quasi da barboni. Ci fermiamo, c'è qui Parlamento, cosa dici? Dai, Davide ci porta al Parlamento per qualche minuto e poi attenzione perché dopo le 9 arriva un ospite a sorpresa. Sto guardando se scende, chissà chi sarà, e restate lì, ne parliamo tra poco. Qui Parlamento. Mi sono fatto una ricerca e ho trovato che il 14 maggio il Consiglio regionale esprime parere favorevole sulle proposte emendative approvate dalla Commissione Affari Costituzionali inerenti alla proposta di legge in questione. Quindi c'è stata un'approvazione da parte del Consiglio regionale di quanto arrivato da Roma sotto forma di emendamento. Grazie. Allora, io adesso ho ascoltato uno a favore e uno contro, quindi sono in votazione, devo far votare a scrutinio palese, avendo ascoltato uno a favore e uno contro. Sull'ordine dei lavori, magari. Se lei mi chiede sull'ordine dei lavori... Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, signori. Sì, dai. Ho modo di leggere un po' di vostri WhatsApp. Il più veloce entra in diretta facendo un WhatsAppino al 340 67 09 659. Radio Popolare o Radio Maria? Quale preferite? Ragazzi miei, che spataffiata di messaggi, ragazzi. Non sei tu l'asino, ma la dottoressa Albano, mi scrive qualcuno. L'asino però è carino, è in fotografia, è vero. Le dimissioni di Spano sono un non problema, ma distrazione di massa. Freghiamocene delle opposizioni dei magistrati e avanti con i trasferimenti in Albania. Se cominci tu ad avere dubbi sui rimpatri nei paesi dichiarati sicuri, vuol dire che non rimpatrieremo nessuno. No, assolutamente, non ho neanche un dubbio. È come l'autonomia, ragazzi, come l'autonomia. Fatecela provare, almeno fateci provare. Vediamo se questi rimpatri, che non saranno di massa, ragazzi, poche centinaia di persone vanno in questi centri, pochissimi saranno rimpatriati, però servono, è giusto il termine, come deterrente, capito? Bisogna dire alla figliola Meloni
che di propaganda si muore, lavorare a testa bassa. Beh, penso che sia la tipa che non fa assolutamente propaganda, Giorgia Meloni. Ciao, mandateli a Treviso dal vescovo che li vuole tutti, sono il Sante, bravo Sante. Buongiorno Sammy, quello che ti posso dire io sugli immigrati è che a Pavia città ce ne sono parecchi agli angoli delle strade con il cappello in mano, tutti giovani, sono lì da anni. Mi fa specie che non tentino di migliorarsi trovandosi un lavoro vero. Si può a 20 o 30 anni pensare di fare una vita così? Bella domanda. Buongiorno Sammy, scusami se sono noioso, ma anche io lo sono, e se magari non puoi parlarne, ma quando ci ricordi del tuo passato in Radio Padania, mi viene ancora in mente quello che ho scritto ieri con Morelli. Puoi raccontarci dei tempi del magistrato Papalia e dell'assalto a Bellerio? Ti ricordi? Più nostalgia, Sammy, raccontaci del passato. Vabbè, chi vi parla era qua in Bellerio quando sono arrivati l'assalto in via Bellerio con Roberto Maroni finito a terra in portineria proprio all'entrata, no? È chiaro, cercavano i documenti della secessione, il magistrato Papalia li aveva mandati qua e certamente è stato un momentaccio, anche perché insomma noi li vedavamo, Radio Padania come adesso del resto è in un bunker sotterraneo, ma c'era la finestrella, almeno lì c'era, qui non c'è manco quella, no? E vedavamo qualcuno continuare a camminare avanti e indietro proprio davanti all'entrata della radio, che in realtà era poi l'entrata con l'ascensore che andava su verso gli uffici di Bossi, no? Era il magistrato Papalia. Vabbè, qua mi fermo, vabbè, piccole dosi, io sono come Ranucci, no? Non svelo mica tutto quanto, però sapete, chi vi parla qui e soprattutto la radio che state ascoltando ha un valore che va al di là del fatto che ci chiamiamo Radio Libertà. È storia di un movimento che si chiama Lega, ma non soltanto Lega, che vuole la libertà dei popoli e non soltanto quelli del nord. E questo è importante, ragazzi, perché con l'autonomia si ha più libertà in tutti i territori e che ci vuole qualcuno che abbia coraggio, che abbia voglia davvero di difendere la propria terra, di fare qualcosa per la propria terra senza dipendere da Roma. Oddio, mi tirano fuori Marrazzo. Marrazzo, figlio, fratello, marito, ex di giornalisti Rai, invece va bene? E la figlia di Augias e il figlio di Angela, che ereditava, è bravissimo, dai, che ha ereditato lo stesso tipo di programma. Ma perché solo tutto quello che fa una certa corrente politica passa nel silenzio generale? E poi la Berlinguer che lamenta il clima in Rai e decide di occupare Mediaset e Manu Militari con la famiglia come risarcimento e fa un programma surreale di sti due novantenni che cinguettano tutto il tempo di battute che interessano solo a loro. Veramente, cioè sta cosa che per un'ora va avanti con lo scrittore a sparare cacchiate che neanche Sammy Varin quando è nella forma migliore. Io non lo so, ma vi piace davvero? Adesso anche la domenica sera sono rimasto veramente terrorizzato. Arridateci la boccia! Questo è un omofobo sicuramente. Egri o negri? Si può sapere chi sono i componenti di questa roba qua? No, Ermanno. Non voglio approfondire. Non lo dice nessuno, sappiatelo. Ciao Sammy, quando comanda il PD fanno quello che vogliono. Quando comanda la destra bisogna fare quello che dicono ancora loro. C'è qualcuno che in questi giorni mi invia messaggi, ma non arrivano, viene sempre fuori, in attesa del messaggio controlla il telefono, quindi faccio questo appello, se non vi risulta che il vostro messaggio sia partito, controllate meglio che cosa possa mai essere, o controllate anche con noi, perché potrebbe darsi che per qualche motivo siate state bloccati, ma no, se eravate bloccati non arrivava questa roba. Io preferisco Radio Padania, brava Rachele, anche se non esiste più, ma siamo sempre noi, Radio Libertà. Abbiamo dovuto lasciare l'FM perché, a parte tutte queste diatribe, ci facevano un culo quadro. Noi accendavamo poche decine di watt, ma siccome eravamo Radio Padania, radio comunitaria, con la stessa concessione comunitaria di Radio Maria, Radio Padania ha acceso 10 watt dal benzinaio in provincia di Varese. È vero sta cosa, un'antennina sopra una stazione di servizio. Non va bene.
bene, e immediatamente rompevano al palo. A un certo punto abbiamo lasciato stare ciao ciao FM, siamo passati nel DAB, perché oggi tutte le radio in vendita hanno la banda DAB. Non ci credete? Andate da Media World questa mattina, quando uscite a fare la spesa, chiedete una radio DAB dai 10-15 euro in su. Radio bellissime, oltre all'FM, la M, c'è anche la banda DAB, dove la ricezione è molto migliore rispetto all'FM, ma soprattutto è molto migliorata rispetto a un po' d'anni fa, che tu ti spostavi da una stanza all'altra e sì che faceva così, no? Adesso non succede quasi più, perché hanno potenziato le onde elettromagnetiche DAB e quindi il segnale è quasi perfetto ovunque. È chiaro che se siete in mezzo alle montagne o sotto una galleria, anche lì l'FM non arriva, e quasi mai. Ci fermiamo, certo, ci stiamo per fermare, signori, sono quasi le ore 9, con il buongiorno rinnovato a chi si è svegliato adesso. Bella la vita a dormire, eh? Io sono qui dalle 7:30 in onda, tra poco torniamo in onda anche con le vostre telefonate, ma prima arriva l'ospite. Ah sì, ci sarà anche un ospite quando Radio Libertà avrà una trasformazione in video definitiva per essere più completa. Ma cosa vuoi vedere? Le donne nude? Ma dico io, già adesso sul canale 252 siamo anche in video. È chiaro che c'è il faccione di Sammy Varin, è meglio la donna nuda, sono d'accordo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Guardavo la luna e mi chiedevo se anche tu ci pensi a me. Non ho mai capito il perché ho buttato via il tempo con te, e questa stanza mi parla di noi due e di 2 bicchieri. Ora son vuoti, prima erano pieni. La gente mi annoia, per questo bevo, così è più divertente. Ma mento sempre, per questo rido, per questo canto, per questo ballo. E adesso grido, scherzavo, vedo facce buie, facce spente, gente assente. Ma nel mentre io continuo a nuotare per scacciare le catene che mi portano giù. E poi sei arrivato tu, tra le risate, le cazzate, che un bel giorno racconterò attorno ad un falò. Mi raccomando, non mancate, chissà cosa vi aspettate. Allora shine, 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 ma quando mai, che ne vuoi? And more shine, shine, shine. For me you lie, I wanna fly. E allora shine, shine, shine. Chissà lo stai, ci penso mai. And more shine, shine, shine. For your life, stay alive. Guardavo le stelle e pensavo che son belle sì, quasi quanto te. Ma in fondo, qual è il bene più profondo? Questo mondo ce l'ha con noi in fondo. Non spreco tempo, non è infinito. Io voglio tutto, come Carlito. Sento, lamento, me ne pento. Per fortuna abbiamo il vento che mi fa volare da te. Lockdown, but now I'm in a downtown. Fly down, but I wanna fly high. In your eyes, your smile. No, baby, don't cry. Shiverima, bye bye. Shine, shine, shine. Ma quando mai, che ne vuoi?
and more. Shine, shine, shine. For me you lie, I wanna fly, yeah. È Allora potente shine. questa canzone di Alice Popolo, si chiama Shine, è la luce, la felicità verso cui si deve tendere, il maggior aumento di obiettivi personali. Ogni giorno ci devono essere degli obiettivi nuovi, ma anche la cura di noi stessi. Rhythm and blues, jazz, pop, tra italiano, inglese e dialetto campano. Andatela a scoprire questa artista indipendente. Alice Popolo con Shine. Ancora qualche minuto di Qui Parlamento e attenzione, poi arriva un ospite speciale qui nella rassegna di Radio Libertà. Qui Parlamento. Il provvedimento che oggi ci accingiamo a votare è un primo intervento correttivo della legge Garofani, con la quale nel 2016 la materia delle missioni militari all'estero ha ricevuto una prima disciplina organica. Fino ad allora il meccanismo era alquanto complesso, prevedeva una consultazione tra governo e Presidente della Repubblica e quindi proseguiva con l'accertamento informale, con un dibattito senza voto nelle competenti commissioni parlamentari, dell'esistenza di una maggioranza favorevole ai singoli nuovi interventi all'estero. Si provvedeva poi con un decreto legge agli stanziamenti necessari. Nel 2016, come dicevamo, con la legge Garofani, facendo tesoro dell'esperienza accumulata, si è fatto sicuramente un grosso passo in avanti rispetto alla prassi precedente. Ma ad 8 anni dall'approvazione della legge, con l'aumento dell'instabilità e il moltiplicarsi delle crisi improvvise, dei conflitti imprevisti, si è resa necessaria l'introduzione di meccanismi di maggiore flessibilità, permettendo così al governo di modificare la postura delle nostre forze all'estero in modo più rapido, senza per questo far venire meno gli essenziali poteri di indirizzo e controllo del nostro Parlamento. Le prerogative di tutti gli organi costituzionali vengano rispettate anche con il nuovo iter che viene oggi delineato. Il Presidente della Repubblica continuerà a essere consultato preventivamente come capo delle Forze Armate, garante della legittimità del loro impiego. Il Governo indicherà ex ante ogni anno le aree geografiche entro le quali saranno possibili movimenti delle nostre truppe da un teatro all'altro, ad esempio per rafforzare un dispositivo dislocato in prossimità quando la situazione che si trovi a fronteggiare si deteriori improvvisamente. Pensiamo per esempio al Mar Rosso, teatro nel quale le navi devono poter passare da una missione all'altra grazie a disposizioni che ne dispongano l'impiego in aree dai confini spesso non ben definiti. Ogni anno si individueranno inoltre, in anticipo, le forze ad alta e altissima prontezza operativa da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, previa autorizzazione parlamentare concessa o negata in tempi molto brevi, non superiori ai 5 giorni. Si prevede però che entro 90 giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo il Governo riferisca alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi e di emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze. Si potenzia anche in altri modi la funzione di controllo del Parlamento. La relazione annuale sull'andamento delle missioni potrà essere presentata entro il 31 gennaio anziché il 31 dicembre per tenere conto del fatto che i dati non sono disponibili nel momento in cui finisce l'anno solare. Il documento dovrà anche dar conto dei risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa che siano impiegate nell'anno precedente. Giustamente si è colta inoltre l'occasione di riconoscere la speciale indennità di missione anche al personale che si trovi ad operare in zone non soggette alla sovranità di alcuno Stato. Qui parla. E qui la voce di Sammy Varin, ricordandovi che ogni 8 ore su queste frequenze c'è il collegamento anche in diretta con il Parlamento. Il prossimo l'avremo intorno alle ore 11 con Giovanna Mieli, che ci parlerà di una bella iniziativa che riguarda la sua città Latina. Intanto però 7 minuti dopo le 9 del mattino, anzi 8 minuti, è in arrivo
l'ospite speciale, ma soprattutto i vostri messaggi al 340 6709 659, tra una manciata di minuti anche le vostre telefonate. Sì, l'ospite è speciale, qualcuno guarda subito se si vede la capoccia pelata, lo aspettiamo il Marco Rizzo, vedrete che arriva, assolutamente sì. Questa volta invece ho in linea un influencer, signori, un influencer molto speciale perché è un influencer dell'accessibilità. Anche oggi su tutti i quotidiani si parla di altre categorie, in questo caso il ministro della cultura, e c'erano di mezzo anche cose non belle, finanziamenti di associazioni che ne avevano combinate alcune, ma ragazzi, il fattore disabilità non esiste più, non esiste più. Fatemi salutare l'influencer dell'accessibilità, Marta Russo. Buongiorno Marta. Buongiorno a tutti, ciao Sammy. Ciao, piacere di trovarti. Marta È Russo. un piacere per me essere qui. Ma che impegnata nella sensibilizzazione sui temi della disabilità, delle barriere, dell'accessibilità, dell'inclusione. Hai un blog molto famoso su Facebook e su YouTube, I pensieri di Marta. Marta Russo ha 21 anni e le girano le ruote. Qualche tempo fa è uscito questo articolo su Repubblica, ho 21 anni e mi girano le ruote, che avevi scritto, se non sbaglio, all'allora sindaco di Napoli, perché muoversi con la carrozzina, come purtroppo tu devi fare a Napoli, è un casino. Sì, infatti, vabbè, purtroppo non ho ricevuto risposta perché a Napoli c'è proprio l'assenza dei comuni, dei sindaci, insomma. È un Bronx, noi ci lamentiamo di Milano, ma fatti un giro a Napoli e poi vedi. Senti, perché ho voluto telefonarti? Prima di tutto perché appunto tu sei veramente un influencer, sei seguitissima sui social, hai avuto spazio e sono contento anche su importanti quotidiani, sulle televisioni, ma io sono rimasto malissimo che l'altra settimana c'è stato il G7, 14, 15, 16 ottobre in Umbria, il G7 su inclusione e disabilità. E devi sapere, Marta, io sto conducendo in questi giorni la rassegna stampa, praticamente quasi nessun quotidiano ha parlato di questo importantissimo appuntamento internazionale, mondiale, perché c'era gente da tutto il mondo per parlare di inclusione e disabilità. E mi chiedo perché. Perché forse lo ha organizzato un ministro che non è di sinistra, la grandissima Alessandra Locatelli, o perché voi disabili state un po' rompendo un po' troppo le scatole, ci sono altre categorie più importanti di voi come gay e coloro che hanno altri gusti sessuali che poi finiscono nei casini come quest'oggi su tutti i quotidiani. Mi chiedo perché? E devo dire, tu ci sei andata, per fortuna, questo G7, stiamo vedendo, chi ci guarda sui social e sul canale 252, vediamo delle bellissime fotografie. Tu hai definito il G7 che si è tenuto in Umbria su inclusione e disabilità un evento storico, un punto di partenza da cui non si torna più indietro. E fammi salutare il Corriere dell'Umbria, uno dei pochi quotidiani che ne ha parlato e che proprio in questi giorni ha pubblicato un inserto di 68 pagine proprio sul G7. Qui mi fermo, Marta Russo, lascio raccontarci, tu che ci sei andata, che cosa ha significato questo G7 e perché secondo te non ne hanno quasi parlato i quotidiani, ma anche le televisioni importanti, quasi niente. Marta Russo. Sì, allora il G7 per me rappresenta un momento storico di cambiamento organizzato appunto dal ministro Alessandra Locatelli, che è una persona veramente di cuore, fantastica, eccezionale, fa veramente tanto per noi persone con disabilità e serviva
una persona così in gamba e competente soprattutto, che fa tanto per noi, quindi ne approfitto per salutarla, che credo che sicuramente ci stia seguendo. E le persone con disabilità credono molto in lei. Detto questo, è stato davvero emozionante, perché io sono stata invitata al G7 proprio sul invito del ministro per le disabilità e ho avuto anche l'opportunità e l'onore di partecipare a quello che è l'annullo filatelico, che rappresenta appunto il momento storico per il G7. Appunto è un momento storico perché la Locatelli ha voluto proprio la presenza delle famiglie, delle associazioni e delle persone con disabilità. Quindi per la prima volta, no, il G7 è stato un evento pubblico a cui potevano partecipare tutti, con importanti testimonianze, associazioni, stand. C'erano anche delle band con 80 musicisti, di cui 50 di questi erano persone con disabilità. È stato davvero bello, bello vedere tutta questa partecipazione, perché si va verso quello che è un cambiamento concreto, ecco. Certo. E c'è una carta che si chiama Carta di Solfagnano. Sì, la carta di Solfagnano, sì. E cosa significa questa Carta di Solfagnano? Sono 8 punti per dire che cosa? Stiamo scoprendo la luna, signori, perché stiamo dicendo delle cose che dovrebbero essere appurate, conosciute da tutti voi, disabili e non soltanto disabili, ma assolutamente sconosciute invece, perché nessuno ha parlato di questo G7 riservato alla disabilità, una rivoluzione veramente, perché coi disabili ci viviamo tutti i giorni e loro vivono i nostri marciapiedi con terrore. Eliminazione delle barriere architettoniche, ma non soltanto, ragazzi miei, anche semplicemente inclusione su un palco, perché su un palco non ci mettiamo soltanto gli altri, possiamo metterci anche i disabili, magari a condurre una trasmissione, magari a cantare una canzone a Sanremo, magari semplicemente a raccontare la propria vita, come stiamo ascoltando la vita di altre categorie e semplicemente ne abbiamo un po' piene le scatole. Scusami Marta, ti ho fermato. La Carta di Solfagnano, 8 punti per dire che cosa? Sì, la Carta di Solfagnano è ispirata alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e rappresenta proprio quello che è l'impegno da parte dei ministri e di tutti i paesi partecipanti al G7, l'impegno concreto a mantenere i temi di cui si è tanto parlato. E signori, per favore, per piacere, facciamo un giro in internet o semplicemente chiedete al vostro edicolante, fate un gesto davvero in controtendenza, chiedete al vostro edicolante un quotidiano che non esiste da queste parti ma che ve lo può procurare, il Corriere dell'Umbria, perché in questi giorni c'è un inserto che parla proprio di questo G7 e ragazzi è il caso, se avete un disabile in casa, se avete semplicemente voglia di fare un'informazione con i vostri parenti, amici che nessun altro ha fatto per una questione politica, lasciatemelo dire a me, e acquistate il Corriere dell'Umbria e ordinate l'inserto che parla di disabilità. Marta Russo, ancora qualche minuto per parlare di te, assolutamente. Io leggo una laurea in scienze e tecniche psicologiche, iscritta alla magistrale di psicologia clinica, ma soprattutto, come dicevo prima, 21 anni o giù di lì, 21 anni un po' di anni fa, adesso sei No, più adesso
sì, adesso ne ho 24. Hai già una certa età, signori, influencer E sono dell'accessibilità. diventata da poco presidente di un'associazione di diritti diretti. Eccola lì, e cominciate a cercarla. Marta Russo, cosa stai facendo in questo periodo? Mi dicevi impegnatissima e io ti ringrazio perché dopo un po' che ti scrivevo sui social hai avuto il tempo di rispondermi. Cosa stai facendo in questo periodo? Dove ti può trovare la gente? Perché tu sei un influencer che davvero parla di queste problematiche, non soltanto di chi è in carrozzina, ma semplicemente anche di chi ha voglia di trasmettere la propria condizione o semplicemente ha voglia di parlare. Marta, dove ti troviamo in Sì, questo allora, periodo? mi trovate sui Pensieri di Marta con il mio blog, la mia pagina Facebook, appunto il mio sito, un sito che ho deciso di creare da poco in attesa che, nella speranza anche che ne venga creato uno interistituzionale. Infatti è una delle varie proposte che faccio spesso presente al ministro Alessandro Locatelli, dove è possibile trovare, ecco, le più ampie informazioni inerenti al mondo della disabilità, per qualsiasi cosa, cioè qualsiasi argomento, soprattutto i viaggi, perché è difficile oggi fare un viaggio, ecco, trovare delle informazioni inerenti ai viaggi. Infatti riscontro molta difficoltà anche quando devo andare in vacanza, perché non trovo delle informazioni e magari le strutture che si dicono accessibili in realtà poi non lo sono. Quindi nell'attesa che venga realizzato questo sito interistituzionale ho deciso di crearne uno io per favorire la più ampia fruizione delle informazioni sulla disabilità e quindi anche per aiutare chi ne ha bisogno, perché il mio blog I Pensieri di Marta nasce proprio da questo, dall'esigenza di aiutare chi ne ha bisogno, di aiutare gli altri. E allora, signori, se cercate davvero una controinformazione che gli altri non vogliono fare, chissà perché, I Pensieri di Marta. Cercatelo su internet, cercatelo su Facebook e vi accorgerete, prima di tutto troverete un fracco di nuovi amici e poi vi accorgerete come determinate condizioni siano accantonate. Sembra quasi che diano fastidio, che non siano più di moda. Ah, non ci arrendiamo. Marta Russo, influencer dell'accessibilità, impegnata nella sensibilizzazione sui temi della disabilità, delle barriere, dell'accessibilità e di inclusione. Marta, adesso abbiamo trovato questo nuovo collegamento anche con la radio, per cui l'invito di Sammy Varin è davvero, quando hai delle notizie che vuoi lanciare ai media, devi soltanto bussare alla porta. Noi tranquillamente ti riapriamo. Io sono in onda ogni mattina e ti apro volentieri. Grazie mille veramente anche per la compagnia, grazie. Sarò felice di essere ospite in trasmissione altre volte quando vuoi. Grazie, un privilegio. Buon lavoro a Marta Russo, buona informazione. Ciao. Ciao. Complimenti davvero, bellissimo, bellissima missione di chi è in carrozzina e non si rassegna semplicemente a stare lì in carrozzina tutto il giorno. No, vuole uscire da questa carrozzina e raccontare la sua storia, la vostra storia, di chiunque ha una piccola o grande disabilità, e un po' tutti ne abbiamo almeno una, e ha bisogno semplicemente di conforto, di una rivincita. Ditemelo voi.
0292947222. Sì, dai, abbiamo poco tempo, ma voglio sentire le vostre voci. Il più veloce entra in diretta su qualunque argomento. Prima dell'editoriale di Giovanni Sallusti alle 9:30, di Vittorio Feltri con il Bamba alle 9:40 e poi arriva Giulio Cainarca con il suo Auto da Fè. L'ospite di oggi è Kuno Tarfusser, ex magistrato, ex giudice della Corte Penale Internazionale. Si parlerà di Paternello e delle correnti della magistratura. 0292947222. Pronto? Ciao, sono Vito Copiello, scrittore non vedente. Carissimo! Caro Sammy, amico mio da 26 anni. Senti, volevo dare un saluto a Marta Russo, splendida ragazza, è la dimostrazione di come un disabile e un cieco non sono un peso per la società, ma possono dare tanto. Io dico sempre, un aquilone non può volare se non ha il vento contro, e quando incontra delle difficoltà, e Marta dimostra come riesce a volare in alto nel cielo azzurro. Un abbraccio di cuore, Sam, a voi tutti e a te specialmente per il servizio che ci dai. A risentirci, ciao. Grazie Vito Coviello, lui è un poeta, ma anche Vito Coviello è un influencer dell'accessibilità, a suo modo trasmettendo emozionanti meditazioni. Cercatelo su internet. 0292947222. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Ciao ciao. Allora, prima cosa, io volevo dare tutta la mia solidarietà a tutti i nostri agenti di polizia, carabinieri e altri corpi che tutti i giorni, signor Sammy, lavorano per noi cittadini italiani. Cosa sembra che l'Europa ignori, da quello che c'è stato l'altro giorno, da quel dibattito Vero. In Europa. Poi, seconda cosa, per la guerra in Israele, che in definitiva, signor Sammy, la tregua, secondo me, le soluzioni diplomatiche sono parole al vento. Io sottolineo parole al vento perché non si decidono a bloccare questa guerra. Allora, secondo me, bisogna far tornare a casa gli ostaggi e per ottenere questo Israele deve pagare un prezzo. Ricordo che dei 250 ebrei presi dai terroristi di Hamas dovrebbero essere ancora vivi tra i 30 e i 40, segregati nei tunnel di Gaza, ostaggi che la Croce Rossa, mi sembra, internazionale, non ha mai visitato. In cambio Israele dovrebbe rilasciare i detenuti palestinesi, questo è quel che pensa, più della metà della popolazione israeliana. Io la saluto e una buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori. Sempre grazie ai nostri ascoltatori, anche voi siete dei perfetti editorialisti. Anche chi mi invia questo messaggio: l'Olanda in stato d'emergenza, immigrazione fuori controllo e nessuno dei sinistrati gli rompe i zebedei. Parimenti, signori, se fate un giro sul Corriere, vi ricordo oggi l'editoriale di Goffredo Buccini, realtà e bandierine, i migranti come arma impropria. Secondo Buccini tiriamo fuori i migranti come arma impropria, per non parlare di altri problemi. No, semplicemente sono un problema che non se ne va mai. Il caffè di Massimo Gramellini ritorna Hollywood a Vetrana e sulla fiction di Avetrana. Adesso tutti la vogliamo vedere, ma l'hanno bloccata, accidenti. Non si può bloccare anche il programma di Ranucci? Spiritoso. Un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno signor Semmi, è Gino da Roma. Ciao. Buongiorno. Nulla, mi riferisco al mistero della rielezione del monarca, il nostro Presidente della Repubblica, che sono 14 anni che ormai ci governa. Ecco, è stato un mistero veramente. Il centrodestra, che aveva la maggioranza, non è riuscita a rieleggere la Casellati. La Casellati, ora io ho capito, ho cercato di informarmi, ma nessuno ne parla. La colpa di questa rielezione è tutta quanta di Forza Italia, degli attriti che si sono creati all'interno di Forza Italia, perché a un certo punto a qualcuno di Forza Italia è forse proprio Toti, l'ex governatore della Liguria, di cui non sono d'accordo
che non ha affrontato il processo e ha accettato le condizioni della magistratura. Ecco, ho capito che, diciamo, che la rielezione era dovuta a questa parte di Forza Italia che non ha voluto rieleggere la Casellati. Grazie caro, e non mi ricordare queste cose, dai, non me le ricordare. Non c'era nessuno che volesse fare il Presidente della Repubblica, ricordate solo questo. Il Corriere, sì, oggi intervista Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia. C'è un clima parecchio agitato nel governo. Oh, non lo dice lui, lo dice Paola Di Caro del Corriere. Scontro con i magistrati in Europa, il Ministero della Cultura di nuovo terremotato. Preoccupati? Risponde lui, no, perché il clima è agitato non per noi, ma per chi non si è rassegnato al fatto che Giorgia Meloni ha vinto le elezioni, governa e lo fa bene. Parole sante. Migranti strumento di lotta di alcuni magistrati politicizzati, ecco perché serve la riforma. Fa il paio con l'editoriale che vi dicevo prima. Donzelli, polizia razzista? Non conoscono il nostro paese. Intanto Matteo Salvini sul processo Open Arms, bloccherei ancora gli sbarchi. Così Matteo Salvini su Facebook, in corso a Palermo il processo Open Arms, avete sentito, il 20 di dicembre scopriremo se per la giustizia Matteo Salvini è colpevole di avere bloccato gli sbarchi e protetto i confini o se è un italiano che da ministro dell'interno ha fatto il suo dovere. L'ultima telefonata al volo, pronto? Pronto? Uela. Ciao Sammy. Ciao. Sono Mario, chiamo da Varese. Ciao, lo sveglione che fa Dream Dream. Grazie. Sei bravissimo, siete tutti bravi, grazie. Ma io volevo chiedere una cosa, proprio a riguardo di questo, no? I Salvini vogliono incriminarlo a 6 anni di carcere per sequestro di persona, cosa che è stato dimostrato dalla Buongiorno, veramente una bellissima ringa, avete fatto bene a farlo sentire, e va bene, no? Ma questo qui non è, c'è ragione quello là, il mondo è al contrario. Ma io dico, e questi qua di sinistra che vogliono l'utero in affitto per i gay e quelle altre cose che, scusa, non è un sequestro di persona, loro vanno, lo fanno mettere in cito comunque è, le comprano un figlio e lo portano via, quello è peggio che il sequestro di persona, quello è rubare i figli, i bambini non si toccano, i bambini nascono da un uomo e una donna, non dalle cazzate che dicono loro. Questi qui vogliono rovinare le famiglie, non droga libera, vogliono, non so, veramente, secondo me sarebbe dai signor Vendola e quell'altro dovrebbe iniziare a essere un po' come la Salis, iniziare a preoccuparsi, ma sarebbe anche ora. Grazie carissimo, con questa bella meditazione il Sammy Varin si ferma, è in arrivo Giovanni Sallusti e poi naturalmente il Bamba e poi Giulio Cainarca e poi di nuovo alle 11 Sammy Varin, a più tardi. Avete ascoltato la rassegna